La missione nostra è quella che appunto nello statuto è quella di aiutare le imprese venete nell'export e quindi nell'affrontare i nuovi mercati. Abbiamo oltre 90 missioni, fondamentalmente fra fiere e missioni. Quest'anno contiamo di accompagnare circa 2500 imprenditori in giro per il mondo, di cui da sondaggi nostri circa il 31% riesce a chiudere affari. Quindi valutiamo che il nostro lavoro porti nel primo approccio unicamente un valore aggiunto nei fatturati delle aziende di circa 10-11 milioni di euro. Quello che si potrebbe fare di più e meglio è sicuramente un grande coordinamento su tutte le attività di promozione. In regione ce ne sono troppe e ovviamente queste disperdono risorse e soprattutto l'immagine che hanno all'estero rispetto alle nostre promozioni non sono quelli che noi ci attendiamo. All'estero quando parlano di Veneto vorrebbero avere un unico interlocutore, quando parlano di Italia vorrebbero avere un unico interlocutore. Già parlare di Veneto nell'ambito dello Stato è già una limitazione. Il problema di Veneto Promozione viene ripetutamente proposto alla Commissione e non è chiaro che cosa il Presidente della Giunta regionale voglia fare. Se si è fatta una società per promuovere unitariamente all'estero l'immagine del Veneto in raccordo con l'Italia, e questa a mio parere è una buona idea, ci si deve credere fino in fondo. Se invece non ci si crede si deve dire perché. Quindi la proposta che ho fatto in Commissione è di fare una conferenza di servizio, chiamiamola come vogliamo, in cui la Giunta regionale, il Consiglio, Veneto Promozione e le Camere di Commercio che sono socie discutano chiaramente come si vuole promuovere all'estero l'attività del Veneto, la realtà del Veneto, la cultura, il turismo, le attività produttive e di farlo in collaborazione con l'Italia, perché non ha senso andare all'estero solo come regione senza usare il brand Italia che trascina in tutto il mondo.